Arriva dal campione olimpico Igor Cassina un messaggio speciale per i 26 protagonisti del progetto Turismo Sociale e Inclusivo nelle spiagge venete, che quest'anno saranno impegnati sia nelle imprese turistiche del litorale veneto sia in alcune aziende dell'entroterra. Godetevi questo momento a pieno, interagite al meglio tra di voi, avete insieme a voi tante guide, tante persone di riferimento che sono degli esempi nella vita, ma come l'esempio lo prendiamo noi da voi, perché siete persone, siete ragazzi intraprendenti che hanno voglia di mettersi in gioco e questa è la cosa più bella. Vi voglio bene anche se ancora non ho avuto modo di scambiare due parole insieme a voi, ma da questo video messaggio insomma la vostra energia arriva anche a me. Io la trasmetto a voi e voi la trasmettete a me, quindi l'unione fa la forza e il vinci vinci fa parte del nostro team. Un abbraccio. Il progetto, nato nel 2017 per rendere accessibili le spiagge ai disabili promosso dalla Regione Veneto, coinvolge ULSS 3, ULSS 5, ULSS 4 che ne è capofila e 19 aziende. È stato illustrato nella sede dell'Agenzia Agricola Ca' Corniani di Caorle alla presenza dell'assessore regionale Calzavara, dei vertici delle 3 aziende sanitarie, delle istituzioni e di vari imprenditori e di una delegazione di ragazzi in partenza verso le rispettive sedi di lavoro. L'obiettivo è quello di disseminare buone pratiche con l'auspicio che questo diventi una modalità operativa rutinaria, standard e quindi non un evento eccezionale. Il Veneto su questo credo che possa veramente segnare il passo e far sì che nasca anche un percorso che possa via via essere esteso anche alle altre regioni. Una buona pratica come questa deve trovare le risorse e deve trovare la condivisione di portarla in tutta la regione del Veneto, proprio perché crediamo abbia dal punto di vista turistico un plus assoluto, dimostra la sensibilità di una regione sui temi dei diversamente abili.